Siamo a giovedì e questa barzellettina, che è una barzellettina, una storia, me l'ha mandata un, però, mandata un, si dice, mandata un pa. Allora siamo sempre con i soliti, quelli delle 7.20, ecco, non c'è più il titolare, C'è solo Sabrina. ha preso in Ecco, mano c'è la signora tutta Giardina. la Sabri, ecco qua. Domani ci sarà una cena 17. qui di quelli delle 7.20 alle 19.20. Siamo il 17. Senti, o parli te, fai tu. Ecco, No, Francesco, fai tu. E sei sempre pensionai che rompe i coglioni. Sì, lo so, pensa che questo qua ha le chiavi del bar. Apre lui. Allora Giovedì c'è, 17. oggi è giovedì 17, no? Ecco, mi fa notare il nostro economo Jean-Pierre. Ma la che oggi barzelletta è tua. Signore e signori, con questa bella immagine. Allora, se a Trieste, sasto, sono le due vecchiette che si trova a bere caffettino, sasto lì a Piazza della Borsa, antico caffè torinese, dove c'era mio nipote a lavorare, facevamo anche un po' di pubblicità. E si trova queste vecchiette, allora come state? Allora, sasto, cosa che mi è successo? Cosa? Mi piace una campanella, ci arriva un sacco di quei che vende calzini, che roba, così colà, e mi ha detto, guarda, non ho niente, no, così con niente, no. Però è stato mica fatto un inning di diol, e allora l'ho fatto salire, oddio, ma cosa sei stumata? Sì, ma aspetta, che cosa gastussete, che cosa un inning di acqua, così con gli anni, no? Ci siamo in time, poi mi ha detto, hai visto qualcosa? Sì, che cosa hanno fatto il tè, sai, che avevo bevuto anche il tè, oddio, ma sei stumata un sconosciuto. Che no, sì, ma sei stumata, sì, ma sei anche un bel puttè, sai, così qua. E dopo un po' te parli così, sai, mi ha fatto vedere il mino che non compra niente, però dalla cucina siamo andati un momentino, sai, verso il salotto, siamo buttati nel salotto, oddio, ma sei stumata, ma e dopo dal salotto siamo andati a finire in camera, oddio, ma ho sconosciuto in camera, ma se non te sei, ma sei malata. Poi da lì, poi sesto che ha cominciato lì a toccarmi, così là, non mi gamma nettata nel letto, oddio, e dopo lì che abbiamo fatto, oddio, sì, ma scusa, ma te caccia va? A me caccia va? Mica portavi anche il lampadario! Tutto! Oddio! Allora, se piace piace, se non piace piacenza. Signori, un saluto vergognosissimo a tutti, una bella Italia, abbiamo visto anche così, facciamo vedere che queste storielle sono in diretta, ha vinto 3-0, 2 gol di Locatelli, 1 di Immobile. Oggi non mi ha detto come fa a giocare a pallone Immobile. Chi la capisce la capisce. Perché sei un ragazzo del movimento, no. Quindi bene, un saluto, domani è venerdì, ci sentiamo, domani abbiamo questa serata. Vi ricordo Bellissimo. che domani, quindi sabato, domenica, ci sarà qualche novità sulla serata dell'11 luglio in Castello per quanto riguarda i biglietti da acquistare per fare questa serata. Ok? Un saluto da quelli delle 7.20 panoramica. Ciao. Ecco qua sempre più gente, ma che lavora solo me. Ciao, ciao, ciao.